Lorenzo Cristea a Castelfranco, la procura ha notificato la chiusura indagini per il delitto alla baita al lago lo scorso 4 maggio. 7 ragazzi andranno a processo, per 2 di loro l'accusa è omicidio volontario. Dramma in mattinata sul pian delle femmine a Revine Lago, un uomo si è accasciato per un malore improvviso. Per Giorgio Da Rosso, 65 anni, non c'è stato niente da fare. Incidente a Trevignano tra l'auto di una coppia di Noale e il furgone di un corriere Amazon che dopo l'impatto va a schiantarsi contro la pensilina del bus e una centralina elettrica. Si avvicina con la scusa di chiedere indicazioni, nel frattempo gli sfila la catenina dal collo derubato nel cortile di casa un 82enne ad Asolo. Hackerato il profilo WhatsApp del sindaco di Castelcucco Mares. Dal suo profilo è partito un messaggio con cui chiedeva soldi ai suoi contatti per pagare il notaio, inconveniente simile per il meloniano Lo Perfido. Autonomia, via libera del Consiglio dei Ministri agli schemi di intesa preliminare tra il governo e le regioni Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte. Esultano il ministro Calderoli e la Lega, giornata storica. La decisione nell'area dopo il risultato alle elezioni regionali di novembre. Luca De Carlo si dimette da coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, lascio realtà in ottima salute. Emergenza case e affitti alle stelle. Il comune di Treviso lancia il nuovo piano per l'abitare. Chi decide di mettere sul mercato i propri immobili a prezzi calmierati avrà agevolazioni e incentivi. Nelle prossime ore atteso un peggioramento del meteo previsto in montagna, nevicate abbondanti e piogge in pianura. Dichiarato lo stato di attenzione anche per il forte vento sulle coste. Grande successo di ascolti per la diretta del Carnevale di Treviso, trasmessa da Antena 3. In tantissimi avete seguito per 4 ore lo spettacolo di carri allegorici e figuranti con la vittoria dei gruppi di Falzè di Trevignano e Roncade. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi i titoli di oggi. Nel primo piano l'avete sentito, la cronaca, omicidio di Lorenzo Cristea. La procura di Treviso ha notificato la chiusura di indagini per il delitto alla baita al lago lo scorso 4 maggio. 7 ragazzi andranno a processo. Un delitto avvenuto poco distante alla baita al lago nella notte del 4 maggio scorso, una violenta rissa durante la quale Lorenzo Cristea, 20 anni, di Tre Baseleghe, fu raggiunto da 4 fendenti, uno letale alla aorta. Altri ragazzi rimasero feriti, 7 giovani finiranno ora a processo. Badr Rouaji, 19 anni, di origine marocchina, e il connazionale 22enne Taha Bennani sono accusati a vario titolo di concorso in omicidio volontario, tentato omicidio, porto abusivo d'armi e lesioni aggravate dall'uso dell'arma. Mentre gli altri 5, amici della vittima, dovranno rispondere di rissa aggravata. Gli indagati avranno 20 giorni per farsi interrogare o depositare delle memorie difensive scritte, dopodiché la procura procederà con la richiesta di rinvio a giudizio. Secondo il pubblico ministero, le 2 fazioni che hanno scatenato la rissa avevano già iniziato il litigio all'interno della discoteca, tanto da far intervenire il personale per allontanarli dal locale. Una volta fuori, 2 giovani marocchini hanno chiamato un amico per farsi venire a prendere, ma pochi istanti dopo, uscito l'altro gruppo, si è scatenato il finimondo, calci, pugni, spintoni e poi il coltello che ha colpito la vittima. Rinvenute nell'arma tracce biologiche riconducibili a entrambi i principali indagati. Gli esperti del RIS hanno isolato sul manico del coltello il DNA riconducibile a Taha Bennani, 22 anni. Sulla lama invece è stato rilevato un profilo misto risultato compatibile sia con la vittima Lorenzo Cristea sia con l'altro indagato Badr Rouaji. Sotto la lente di ingrandimento anche i messaggi partiti dal telefonino di Rouaji verso altre persone. Prima le comunicazioni sono in arabo, poi i messaggi sono scritti in italiano. Oh bro, fai presto che qua dobbiamo fare un rissone. Porta il ferro o la lama. A quel messaggio ne seguiranno altri 2 a distanza di pochi minuti. Bro, dove sei? Dobbiamo fare rissa, ho appena litigato. Una rissa finita nel sangue con una vittima e diversi feriti. E continuiamo a parlare dell'omicidio alla baita al lago. Una forzatura, così la definisce l'avvocato Fabio Crea, che difende Badr Rouaji, la decisione di accusare il suo assistito di omicidio volontario in concorso. Sin dall'inizio di questo procedimento, sin dal momento dell'arresto, dopo e grazie alle indagini difensive che avevamo fatto, avevamo dimostrato, avevamo già dichiarato e riteniamo dimostrato il fatto che Rouaji non avesse un coltello e non avesse colpito. L'altro indagato è quello che, secondo le nostre valutazioni iniziali, anche su dichiarazioni di Rouaji, aveva compiuto il ferimento mortale e gli altri ferimenti. Quindi
Quindi contestare oggi al Rouaji ancora il concorso in omicidio a me pare una importante forzatura da parte della Procura trevigiana. Sulle tracce ematiche rilevate dal RIS di Parma sul coltello dell'omicidio, l'avvocato Crea non ha dubbi. Come tracce ematiche sono state trovate degli altri 5 feriti e del ragazzo deceduto, quindi la traccia ematica sulla lama del coltello non è indicativa dell'utilizzo del coltello, tanto è vero che non viene contestata a Rouaji l'utilizzo del coltello, il reato di porto di coltello viene contestato soltanto al coindagato, quindi la presenza della traccia ematica non è un elemento significativo, anzi va ad escludere, a corroborare la nostra tesi della totale assenza di azione lesiva da parte del Rouaji. Ecco, come è arrivata però la traccia ematica nel coltello? Ma in quel frangente c'è stata un'importante rissa, tanto è vero che viene contestato il reato di rissa anche a carico dei ragazzi feriti. E quindi è chiaro che in quel contesto l'azione da parte di colui che agiva con il coltello ha portato al ferimento di diversi soggetti, compreso anche il Rouaji. Da qui si spiega la traccia ematica. Sui messaggi ritrovati nel cellulare del suo assistito, l'avvocato spiega. Questa è una delle indagini difensive che avevo fatto e avevo proposto al pubblico ministero di fare attraverso il sequestro dei cellulari, perché sapevamo che Rouaji aveva chiesto ad un amico di portare un coltello. Il coltello non è mai arrivato, ma il fatto di chiedere di portare un coltello ad un amico è la dimostrazione del fatto che lui il coltello non l'aveva, come abbiamo dichiarato all'inizio e come le indagini hanno dimostrato. Tragedia sul pian delle femmine a Revinelago, un uomo si è accasciato per un malore improvviso e fatale, la vittima è Giorgio Daros, 65 anni. Era andato assieme ad un amico a passeggio, entrambi con i rispettivi cani. Si trovava nei boschi sopra la località Vizza quando improvvisamente si è accasciato al suolo. Giorgio Daros, 65 anni, di Vittorio Veneto, è stato colto da un malore improvviso e fatale. La tragedia è avvenuta poco prima di mezzogiorno. A lanciare l'allarme l'amico che si trovava con lui e che ha cercato di avviare le pratiche di rianimazione cardiopolmonari. Sul posto sono giunti in poco tempo i tecnici del soccorso alpino ed il medico del SUEM 118. Purtroppo per il 65enne non c'è stato nulla da fare, la salma è stata recuperata e trasportata presso l'ospedale di Vittorio Veneto. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i carabinieri che hanno informato la procura di Treviso. Nelle prossime ore sarà firmato il nulla osta per le esequie. Scontro verso le 14.30 in via Roma a Trevignano tra un'auto con a bordo una coppia di Noale e il loro cagnolino ed un furgone Amazon. Il bilancio complessivo è di 3 feriti di media gravità. Violento l'impatto tra 2 mezzi col furgone finito contro la pensilina della fermata del trasporto pubblico, andata di fatto distrutta. Fortunatamente al momento dell'incidente non c'era nessuno. Vigili del fuoco e operatori del SUEM 118 hanno estratto dagli abitacoli passeggeri. L'autista del furgone è stato trasportato in elicottero a Treviso, la coppia accompagnata in ambulanza in pronto soccorso a Montebelluna. Necessario da parte dei pompieri mettere in sicurezza anche una cabina dell'Enel, sul posto anche i carabinieri. Ed ancora un incidente tra un ciclista ed una monovolume in viale 4 novembre a Treviso nel pomeriggio. L'uomo, cadendo dalla bici, ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto ed è stato portato in ospedale con un trauma cranico giudicato grave. Sul posto la polizia locale e gli operatori del SUEM 118. Ed ancora cronaca, si avvicina con la scusa di chiedere indicazioni e nel frattempo gli sfila la catenina dal collo, derubato un 82enne di Asolo. E continua sempre a mettere, ma cosa stai facendo? Bagnaca per la mente, pensavo una roba del genere. Le sono bastati 5 minuti per rubargli la collana. Vittima un 82enne di Asolo. L'anziano stava lavorando nel campo dietro casa come ogni giorno quando la donna si è avvicinata. Bionda sulla trentina, molto gentile e alla mano, aveva bisogno di indicazioni. Si è trovata questa persona, questa ragazza, avevo 30 anni, pensa poco, aveva un bigliettino in mano rosa per un'informazione per una via. Ma mica via là non l'ho mai vista. Vabbè.
e mi chiama, io ero dentro, ho visto che chiacchieravo con quello, ho sentito tutto sul colpo, lasciami stare, cosa mi fai? Subito fuori ho fatto, ma cosa stai facendo? Ma con voce forte, no? Ah, niente, io volevo... chiacchierava così e mi ha chiesto un bicchiere di acqua. Sono venuta dentro a prendere il bicchiere d'acqua, tutto sul colpo sono venuta fuori, come sono arrivata davanti alla porta lei non c'era più. Il marito istinto ha messo la mano sul collo, no? Perché lei prendeva sempre la mano sul collo. Ah, frega collana. Mi ha portato via la collana, non era una collanina, era una bella collana. È successo verso le 11:30 del mattino, lei non era da sola, probabilmente un complice la stava aspettando in auto. I coniugi hanno provato a rintracciarla, ma niente da fare. Resta lo shock per quanto accaduto. Il mio istinto, mamma mia, ha fatto, un dubbio, se da un spintone va per terra e si fa male, c'era un grande sasso, la batteva la testa a Dio. Comunque è stato un po' scioccante proprio, forte. È stata dimessa in giornata dal reparto di pediatria dell'ospedale San Giacomo di Castelfranco la ragazzina di 14 anni caduta lunedì pomeriggio da una giostra del Luna Park allestito in piazza Giorgione in occasione del Carnevale. La giovanissima è caduta dal seggiolino precipitando da un'altezza di 4 metri, immediati soccorsi con il trasporto in ospedale dove la ragazzina è stata ricoverata a scopo precauzionale per essere tenuta in osservazione. Intanto proseguono ovviamente gli accertamenti sull'episodio, la procura ha aperto un fascicolo per accertare e cercare di ricostruire quanto successo, sotto la lente la cintura e il maniglione di sicurezza, quelli che avrebbero dovuto trattenere sul seggiolino la 14enne. Hackerato il profilo WhatsApp del sindaco di Castelcucco Paolo Mares. Dal suo profilo è partito un messaggio con cui chiedeva soldi ai suoi contatti per pagare il notaio. Nei giorni scorsi Mares è stato vittima della truffa della cosiddetta ballerina. Mi telefona un amico che mi chiede se ho bisogno di soldi e io gli chiedo ma così stralunato perché? E mi fa cosa sta succedendo, perché mi è arrivato un messaggio dove tu praticamente avresti bisogno, se stai dal notaio avresti bisogno di 1.000 rotti euro o qualcosa del genere. È successo qualcosa? Io ho detto no, assolutamente nulla di tutto questo. Ha trascorso la sua giornata al telefono Paolo Mares, sindaco di Castelcucco, rassicurando i suoi contatti di non aver affatto bisogno di soldi, che non c'era nessuna spesa imprevista, nessun notaio da pagare con urgenza. Eppure il messaggio che vedete è partito dal suo account WhatsApp e ha raggiunto diverse persone, tutte chiamate con il loro nome, evidentemente quelli indicati nella rubrica. È stato un incorrersi di telefonate continuamente e mi sono reso conto che purtroppo ero stato vittima di hacker, e così che ho chiamato subito la polizia postale che mi ha detto come mi dovevo comportare sostanzialmente. Mares a questo punto fa 1+1, anche lui nei giorni scorsi è stato vittima della cosiddetta truffa della ballerina, e questo dopo aver attivato un link che gli era stato inviato da un amico, a sua volta hackerato, che chiedeva di votare per la figlia impegnata in un concorso di danza. Cosa che ho fatto incautamente aprendo quel link là, e conseguentemente secondo me poi sti filibustieri hanno approfittato della situazione di uno sprovveduto come me per praticamente hackerare il mio stato di WhatsApp. La storia di Mares non è affatto rara. Anche Emanuele Loperfido, commissario di Fratelli d'Italia a Treviso, è stato hackerato. Dal suo WhatsApp è partita la richiesta di denaro per pagare il dentista. Dalle associazioni dei consumatori l'appello è quello di prestare la massima attenzione, di non attivare in particolare link minimamente sospetti. Ed ora siamo alla politica. Approvata in Consiglio dei Ministri la prima intesa sull'autonomia, esulta la Lega, ma l'iter non è finito. A metà pomeriggio a prendere la scena invece è Fratelli d'Italia con il coordinatore regionale Luca De Carlo che lascia l'incarico, un vero e proprio terremoto.
Parla di un passo avanti decisivo il ministro Roberto Calderoli dopo che il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok agli schemi di intesa preliminare sull'autonomia, una prima volta storica, dice l'esponente di governo. Nelle foto ufficiali accanto ai governatori ci sono anche la Premier Giorgia Meloni e i vice Tajani e Salvini, con quest'ultimo che parla a sua volta di tappa fondamentale. 4 le materie oggetto dello schema d'intesa, su tutte per Stefani c'è la cosiddetta tutela della salute. Ci permetterà di ottenere maggiori competenze in materia di tutela della salute con l'eliminazione dei silos, quindi la possibilità di investire i risparmi che vengono effettuati da regioni virtuose ovviamente a servizio della sanità pubblica in favore dei cittadini, migliori competenze per quanto riguarda l'ammodernamento tecnologico delle nostre strutture, la possibilità di includere i fondi integrativi sanitari all'interno della spesa sanitaria. In una regione come la mia, il Veneto, questo equivale a oltre 300 milioni di euro di possibilità di spesa in favore dei nostri cittadini. Le altre 3 materie non LEP riguardano previdenza integrativa e complementare, professioni, protezione civile. Con la possibilità di emanare ordinanze in deroga, la possibilità che il Presidente di Regione si assuma una responsabilità in più, quella di essere il commissario per quanto riguarda le emergenze di carattere nazionale. D'altra parte l'autonomia chiede proprio questo, assumerci una responsabilità in più, e fa specie che qualche volta in questo Paese chi vuole assumersi una responsabilità in più venga ostacolato. Ma l'iter non è finito qui. Entro i prossimi 60 giorni dovrà esprimersi la conferenza unificata e poi le Camere. Per il momento si ostenta sicurezza, con la Lega che per lo più esulta, mentre Fratelli d'Italia in Veneto è concentrato su tutt'altro. È del tardo pomeriggio la diffusione della notizia che Luca De Carlo lascia il coordinamento regionale di Fratelli d'Italia. Lo ha fatto scrivendo direttamente a Giorgia Meloni, un atto di rinuncia che arriva dopo mesi di illazioni a seguito del risultato elettorale delle regionali. Sarò sempre al servizio di Fratelli d'Italia, scrive De Carlo, sottolineando di aver lasciato un partito in ottima salute, ringraziando elettori e militanti, ma sotto la forma inappuntabile resta la sostanza nelle settimane calde che anticipano il referendum della giustizia. Poco fa Fratelli d'Italia ha ufficializzato la nomina del nuovo coordinatore attraverso una nota di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione del partito. Il nuovo coordinatore regionale dei meloniani sarà il veneziano Raffaele Speranzone. Come vice è stato invece indicato il vicentino Silvio Giovine, deputato da sempre vicino a Elena Donazzan. E cambiamo argomento. Il cane di Lindsey Vonn, la sciatrice americana che si è infortunata durante la discesa libera a Cortina d'Ampezzo, è morto a 13 anni il 9 febbraio, il giorno dopo la caduta della fuoriclasse alle Olimpiadi. Probabilmente sono stati i giorni più duri della mia vita, ha scritto sui social Lindsey Vonn, tornata ieri negli Stati Uniti dopo 4 interventi chirurgici a Treviso. L'animale era malato. Vonn ha raccontato che il cane era con lei dal suo secondo infortunio al crociato anteriore. Oggi Vonn è attesa di un altro intervento chirurgico, penserò a lui, dice, quando chiuderò gli occhi. Ed ora parliamo invece dell'emergenza casa e affitti alle stelle. Il Comune di Treviso lancia il nuovo piano per l'abitare. Chi decide di mettere sul mercato i propri immobili a prezzi calmierati avrà agevolazioni e incentivi. L'obiettivo è ridurre i prezzi del 20-30% sia sulle compravendite che sugli affitti. Quello che il Comune di Treviso decide di non percepire come onere o di consentire come ampliamento volumetrico o di destinazione d'uso, il soggetto che ne beneficia lo riversa sull'utente finale, cioè su colui che acquista o assume in locazione quell'abitazione. Questo è il principio che regola il nuovo piano comunale per l'abitare presentato a Casugana, con l'obiettivo di rivolgersi a giovani e famiglie, soprattutto del ceto medio, e questo in una fase storica segnata da prezzi alti, altissimi, spesso proibitivi. Il diritto alla casa per noi significa aver riscritto le regole del gioco in quelli che sono i limiti di un'amministrazione comunale. E proprio in questi limiti si muove il provvedimento, che introduce una nuova scala di riduzioni dei contributi di costruzione, agevolazioni che arrivano fino al 50% per la prima casa, si incide anche sulle volumetrie e sui relativi crediti edilizi. Un soggetto che ha una proprietà propria può venire in Comune di Treviso, chiederci di poter aderire al progetto Abitare Treviso e
realizzare il suo edificato beneficiando degli sgravi fiscali e delle agevolazioni di natura urbanistica. C'è poi una seconda via che prevede l'istituzione di un fondo ad hoc con il coinvolgimento di fondi immobiliari etici. Non si esclude la stessa Cassa Depositi e Prestiti. Qui la partita riguarda da vicino il tema della rigenerazione urbana con caserme, ex scuole, aree dismesse. Il Comune di Treviso mette un immobile che può generare 80-100 appartamenti, vengono reperiti da dei finanziatori finanziamenti per costruire questi 80-100 appartamenti. Questi appartamenti vengono messi sul mercato per la vendita o per la locazione. Dalla vendita e dalla locazione vi sarà la remunerazione di coloro che hanno investito nel fondo. Obiettivo in ogni caso calmierare i prezzi riducendoli per l'utente finale del 20-30%, arrivando ad affitti medi per una metratura di 100 metri quadri di 800 euro mensili contro gli attuali 1.200-1.300. In caso di vendita la stima è di 2.200 euro al metro quadrato. Numeri e proiezioni ora attesi alla prova dei fatti. La delibera dopo un passaggio in Consiglio Comunale diventerà presto effettiva. Sul nuovo piano interviene anche il Comitato Prima i Trevigiani. Bene il provvedimento, ora si mettono a disposizione dei trevigiani gli spazi dell'ex caserma Piave, afferma Leonardo Campione, riferendosi in particolare all'area del centro sociale Giango, la cui convenzione è in scadenza. La proposta trova la sponda di Alberto Ciamini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che parla di una opportunità irripetibile di rigenerazione urbana. E continuiamo a parlare di emergenza casa. A Treviso si sta spopolando affitti troppo cari e poche abitazioni in locazione. Tuona Antonella Tocchetto, un problema che tocca tutti i comuni della Marca. La gente comune, normale, con stipendi da 1.500 euro non ce la fa neanche a prendere le case in affitto. L'emergenza è tanta, noi da tempo chiediamo in Consiglio Comunale risposte concrete. Adesso studieremo quello che ha presentato oggi De Checchi, ma se gli affitti non vengono abbassati a 400 euro al mese e gli acquisti delle case vengono abbassati a circa 150-200 mila euro, perché è anche difficile avere i mutui, credo che Treviso rimarrà sempre un affitto turistico e sarà sempre più difficile vedere le famiglie in centro storico, che sono quelle che fanno vivere la città. Così Antonella Tocchetto, consigliera comunale di Treviso del Partito Democratico. Negozi e famiglie ora mancano da Treviso. La città si sta spopolando ed è morta proprio perché bisogna che in centro riportiamo le famiglie medio-basse, uso anche questo termine, che possano vivere in un contesto urbano di centro storico. Emergenza casa è un problema annoso che non tocca solo Treviso ma i comuni della Marca. La richiesta rispetto a qualche anno fa è aumentata a dismisura, per cui le risorse sono sempre quelle e quindi si rischia di non poter dare risposta a tutte le domande che ci sono. Case troppo care da acquistare, affitti troppo alti da sostenere. Anche i comuni hanno avviato una serie di iniziative per supportare le famiglie a cercare un'abitazione. Le amministrazioni stanno facendo di tutto e di più, ma già da un bel po'. Io potrei fare l'esempio di Spresiano, che aiuta in caso di alloggi non popolari né di ATER, aiuta magari versando le 3 mensilità di caparra a chi va in cerca di casa. Il problema è che soprattutto nel post-Covid le affittanze si sono ridotte drasticamente, vuoi perché il proprietario di casa ha paura di rischiare nuovamente un blocco degli affitti e quindi ritrovarsi con un pugno di mosche in mano, vuoi anche perché oggettivamente c'è stato una nuova ripresa dell'attività immobiliare che da un certo punto di vista ti permette magari anche di speculare un po' di più. Ecco. Il nuovo piano dell'abitare verrà studiato ora dalle opposizioni per capire se possa dare delle risposte vere e veloci a quelle famiglie che da tempo cercano un alloggio. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Siamo tornati nuovamente in studio, un evento unico il cui incasso sarà interamente devoluto ad Advar. Il 12 marzo al Museo e all'Auditorium di Santa Caterina a Treviso, una serata speciale che spazierà dall'arte di Van Gogh e Picasso alla musica di Ron.
La data è il 12 marzo, il luogo l'Auditorium e il Museo di Santa Caterina per uno straordinario evento di solidarietà a favore di Advar. Un racconto di Marco Goldin sul giallo e l'azzurro di Van Gogh, i 2 colori più usati dal pittore, una visita guidata a museo chiuso al pubblico della mostra da Picasso a Van Gogh, un buffet nel chiostro grande e infine il concerto di Ron, tutto con un unico biglietto riservato a 200 persone. Il rapporto che personalmente ho e linea d'ombra con Advar è un rapporto di lunga gittata, è iniziato 25 anni fa e a volte le cose si fanno conoscere, come in questa circostanza, a volte no, ma è la stessa Anna Mancini, presidente dell'Advar, che tante volte mi dice: dai Marco, però facciamo conoscere questa cosa di modo che anche il senso di solidarietà nei confronti di Advar cresca sempre di più. Da oltre 30 anni Advar è impegnata nell'assistenza domiciliare ai malati e alle loro famiglie. Il servizio è gratuito e i conti sono in rosso. Abbiamo circa 300 volontari, però che abbiamo finito il corso proprio l'altro giorno, ma i volontari sono formati, sono sostenuti, quindi ci sono dei costi anche per coltivare i volontari, però abbiamo 83-84 dipendenti, ma poi c'è tutta la Casa dei Gelsi che con tutti i metri quadri che hanno, abbiamo 18 stanze singole col bagno per ospitare le famiglie. Io dico le famiglie perché possono fermarsi anche i familiari accanto alle persone, ai loro cari, e questo richiede manutenzione, richiede gestione. Il prezzo dei 200 biglietti varia dai 70 agli 80 euro. Tutti i costi sono coperti dai sostenitori dell'evento, per cui l'intero incasso andrà a beneficio di Advar. Accanto a Linea d'Ombra anche Centromarca Banca. Le banche di credito cooperativo non distribuiscono utili ai soci, l'utile è destinato a rafforzare il patrimonio e quindi la banca può fare più credito al territorio e al mutualismo e alla socialità. Quindi diciamo che c'è una bella differenza da questo punto di vista. Ecco perché siamo qui oggi a sostenere un evento, sostenere l'Advar, che per noi rappresenta una delle associazioni più importanti del nostro territorio. Tutto in una sera: la solidarietà ad Advar, l'arte di Picasso e Van Gogh, la bellezza architettonica di Santa Caterina, il concerto di Ron e della sua band, per il quale il Comune di Treviso ha messo a disposizione l'Auditorium di Santa Caterina. L'invito che faccio alla comunità è di non scoprire l'importanza di Advar soltanto quando, ahimè, ne abbiamo bisogno, ma di avvicinarsi e sostenere tutti i giorni un'eccellenza del nostro territorio che si prende cura delle persone che stanno affrontando un periodo particolare della loro vita e dei loro familiari. Quindi è un grande onore per noi metterci a disposizione accanto a Marco Goldin per questo che vuole essere un momento di cultura, di bellezza, ma soprattutto di solidarietà. Grande successo di ascolti per la nostra diretta del Carnevale a Treviso di ieri pomeriggio. In tantissimi avete seguito ininterrottamente per 4 ore lo spettacolo di carri e gruppi dalle 2 del pomeriggio fino al tramonto, quando la giuria ha decretato i vincitori della sfilata, ovvero i gruppi di Falzè di Trevignano e Roncade. Grazie davvero di cuore a tutti coloro che hanno permesso questo spettacolo, quindi penso a chi ha lavorato, Carnevali di Marca, alle forze dell'ordine, a tutti i presidi sanitari, grazie alla TV Antenna 3 che ha portato il Carnevale nelle nostre case, grazie. E sono state davvero tante le case dove un televisore era acceso e sintonizzato su Antenna 3. I dati d'ascolto ancora una volta hanno premiato il nostro impegno per essere sempre al servizio della comunità. Infatti, con un ascolto medio di oltre 215.000 spettatori, la nostra e vostra televisione si è confermata anche ieri prima nel gradimento dei veneti. E questo contando la bella giornata di sole che ha portato oltre 90.000 persone fisicamente lungo tutto il percorso, da Piazza Duomo a Piazzale Burchiellati, e dalle 14 quando è iniziata la sfilata alle 18 quando sono stati consegnati i trofei al gruppo di Falzè di Trevignano per la coreografia dei figuranti e a quello di Roncade per l'ideazione e la realizzazione del carro allegorico. Come vedete tutto in diretta, 18 e 7 minuti primi. Allora cominciamo con chi ha vinto per la coreografia. L'avete visto, l'avevamo spiegato, è il gruppo di Falzè e poi loro hanno vinto perché come coreografia non ce n'era per nessuno. Chi è che si è inventato questa cosa del serpente? Io. Vai. E come vi siete organizzati per riuscire ad essere così performanti? Beh, ci abbiamo pensato tutta quest'estate, quando abbiamo avuto il carro, l'idea era
era di fare qualcosa in ambito orientale. Abbiamo 6 movimenti, dopo abbiamo tutti i movimenti ad olio, motori, inverter e vari. Ma l'ispirazione? L'ispirazione ci è venuto negli anni a vedere gli altri. 4 ore di festa, di divertimento ma anche di sana competizione che sono state seguite costantemente anche da chi per 1000 motivi non poteva allontanarsi da casa o raggiungere fisicamente Treviso, per un servizio che Antena 3 continua a garantire nell'informazione come nei grandi eventi, siano essi di cronaca o in questo caso con il carnevale di cultura, tradizione e spettacolo. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. In apertura il maltempo, in previsione delle abbondanti nevicate attese nella giornata di domani giovedì 19 febbraio in provincia di Belluno, con accumuli stimati tra i 30 e i 40 centimetri. ANAS ha predisposto il rafforzamento della propria organizzazione operativa secondo i piani predisposti per il periodo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 lungo l'intera rete di competenza. Per domani sono previste nevicate intense e ANAS rivolge particolare attenzione alla statale 51 di Alemagna in chiave olimpica, asse strategico di collegamento verso Cortina d'Ampezzo, oltre 80 gli uomini dedicati. Per le attività di prevenzione antighiaccio e sgombroneve in provincia complessivamente saranno impegnati 130 operatori con 85 mezzi, tra spazzaneve, spargisale, pale con vomere, frese e trattori con lama. Di questi 45 sono dislocati lungo la statale 51, tra Passo Cimabianca e Longarone, mentre a Cortina 3 mezzi assicurano un presidio continuativo. Dall'inizio della stagione invernale sono già stati impiegate 1.850 tonnellate di cloruro di sodio, di cui 1.000 lungo la sola statale 51. In previsione il personale ANAS si è già impegnato in un trattamento preventivo antighiaccio lungo l'intera rete interessata, con l'ulteriore salatura della pavimentazione stradale. Durante le nevicate l'azione di spazzaneve e spargisale sarà continua per tutta la durata dell'evento, con sgombero della neve mediante frese non appena terminate le precipitazioni. Agli utenti viene raccomandato di rispettare le norme previste mettendosi in viaggio solo se con veicoli equipaggiati con le dotazioni previste. Nell'ambito dell'attuazione del piano neve prefettizio è stato anche richiesto alle amministrazioni comunali i cui centri abitati si affacciano sulla strada statale 51 di far rispettare i divieti di sosta e alle forze dell'ordine di adoperarsi in modo da evitare che eventuali veicoli non equipaggiati idoneamente o in sosta irregolare possono costituire ostacolo al servizio sgombroneve. Ed ora parliamo del Vajont. Si potrebbe tornare a utilizzare l'acqua? C'è chi sostiene che è un luogo sacro in seguito alla tragedia del 1963 e quindi è contrario ad ogni progetto, soprattutto se produce un reddito, mentre altri ritengono che adesso potrebbe ridare qualcosa in termini di sviluppo. Si parla di un investimento da 12 milioni di euro. Si può privatizzare l'acqua del Vajont? L'azienda friulana Welly Red, con sede operativa a Belluno, sta portando avanti in questo senso un progetto del 1996 che prevede una nuova centrale idroelettrica sul torrente. Io sono per il no sicuramente, perché quello è un luogo sacro, un luogo dove è successa una tragedia che ha toccato la nostra comunità in maniera indelebile, e quindi sicuramente sono contrario a qualsiasi tipo di sfruttamento, tanto più se esclusivamente privato. L'unica strada ipotizzabile sarebbe forse quella di un interesse pubblico con una ricaduta sulla comunità locale, anche se l'impianto viene definito non necessario, perché produrre 1815 kW non soddisferebbe il fabbisogno energetico locale. Della centralina del Vajont se ne parla dal 1996 e ciclicamente torna in auge. Io mi ricordo che nel 2011, con anche l'allora sindaco di Castellavazzo Franco Roccon, il sindaco di Erto Luciano Pezzin, facemmo un incontro proprio qui in Centro Culturale a Longarone, dove ponemmo questo tema, e a quel tempo si parlava una sorta di partnership pubblico-privata, e devo dire che in quell'occasione
parte della popolazione era favorevole a questo tipo di progetto. Un sì alla centrale sul torrente Vaionta arriva invece da Erto per bocca del sindaco Antonio Carrara, che sostiene che se, come dicono le carte, si tratta di 13.300 gigawatt anziché megawatt, l'introito per le casse municipali sarebbe ben maggiore. La scheda progettuale ricevuta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia presenta un impianto che non avrebbe impianti collocandosi all'interno di un bacino imbrifero, di un lago e di un torrente che porta acqua al Piave, acqua che viene sfruttata dalle centrali dell'Enel, senza beneficio per il territorio, visto che attualmente arrivano solo 50.000 euro di sovraccanone idrico, mentre a 1 milione la cifra che la provincia di Belluno dovrebbe stornare ad Erto, a Cimolais, che ha un pezzo di territorio su questo versante, a Sappada per il Piave, a Caneva per le centrali che lavorano l'acqua e perfino a Sacile. Di questo 1 milione a Erto spetterebbero 360.000 euro, che la Regione permetterebbe di utilizzare in spesa corrente. Siamo alla cronaca, sono passate solo poche settimane dall'arresto in flagranza di 2 truffatori per una truffa consumata a Belluno ai danni di una signora anziana che, tratta in inganno, aveva consegnato i gioielli per un valore di circa 30.000 euro. Successivamente sono giunte al 113 2 chiamate per tentata truffa da parte di soggetti che avevano ricevuto una telefonata da persone che si presentavano come appartenenti alle forze di polizia, riferendo situazioni emergenziali di pericolo per i parenti. Negli uffici della questura si è poi presentato un signore pluriottantenne che ha raccontato di essere stato vittima di una tentata truffa perpetrata raccontando che la targa della macchina di un parente era stata clonata e utilizzata per commettere un reato e per convincerlo a consegnare monili e denaro a titolo di riscatto. Un tesoretto di 92 grammi di hashish separato in ovuli è quanto recuperato dai carabinieri del comando provinciale di Belluno lo scorso fine settimana nei pressi della stazione dei treni del capoluogo. A detenerli era un giovane bellunese di 27 anni finito nel mirino dei militari durante un'attività di controllo in materia di possesso e traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato deferito in stato di libertà dalla Procura della Repubblica di Belluno per il possesso della sostanza su cui veniva posto il vincolo del sequestro. Quasi 150 persone tra dipendenti diretti e indiretti, tante le persone con la crisi della Hydro che la multinazionale che ne è proprietaria ha deciso di dismettere rischiando il loro posto di lavoro. Il sindacato, dopo aver impedito a diversi camion di portare le matrici fuori dallo stabilimento, si è anche rivolto al prefetto chiedendone l'intervento. Hydro, una situazione complessa e preoccupante per 150 lavoratori che rischiano di perdere il posto. La multinazionale proprietaria dell'impianto ha intenzione di lasciare Feltre, un sito che è una sorta di città nella città e che fa parte della storia e della crescita stessa di Feltre. Inutili sin qua le iniziative prese tanto dal mondo politico come da quello sindacale, con cui facciamo il punto della situazione. Ieri abbiamo avuto un incontro con l'azienda alla quale ci ha informati della volontà di ripristinare le attività attraverso la riparazione dei danni subiti per i 2 incendi, ma con tempi molto lunghi. Vogliono nominare un perito, vogliono riattivare la linea alta tensione senza provvedere a una linea alternativa che potrebbe garantire comunque la ripresa seppur parziale delle attività. I tempi saranno lunghissimi perché hanno chiesto dei preventivi e delle ditte specializzate per il ripristino di tutti gli elementi che sono andati bruciati e quindi la prospettiva è che lo stabilimento rimanga chiuso minimo 8-10 settimane. Le conseguenze di questo sono che i lavoratori sono posti in cassa integrazione con una retribuzione ridotta al 60-65%. Abbiamo chiesto a Hydro di integrare la cassa integrazione, quindi di provvedere a un'integrazione al 100% delle retribuzioni. La risposta è stata negativa. Per noi l'atteggiamento di Hydro è strumentale. Da un lato si prende tempo, tanto i volumi e le matrici vengono spostate, quindi si garantiscono comunque i rapporti con i loro clienti, dall'altro i lavoratori sono in cassa integrazione senza nessuna integrazione e quindi per noi questa è una soluzione intollerabile e insopportabile. L'unica speranza è che l'advisor individuato da Hydro trovi qualcuno interessato a subentrare in un'attività che, peraltro, solo l'anno scorso era finita in passivo, mentre aveva prodotto redditi in tutti gli anni precedenti.
Ed ora parliamo della variante di Tai di Cadore. Il nuovo tunnel inaugurato lo scorso 26 gennaio toglie dal centro della frazione il traffico di attraversamento dei mezzi diretti verso Cortina, con possibili ripercussioni sull'economia del paese. Abbiamo raccolto i pareri dei cittadini a pochi giorni dall'apertura. 984 metri di galleria, pochi secondi per percorrerla in auto ed è pure una distanza sufficiente a modificare radicalmente la vita e le abitudini degli abitanti di Tai di Cadore, da sempre nodo congestionato della viabilità da e per le Dolomiti. Dopo un'attesa durata decenni e 2 anni di cantieri per la realizzazione dell'opera, per cittadini e commercianti del piccolo paese cadorino è tempo di un primo bilancio della nuova viabilità, tra l'apprezzata riduzione del traffico veicolare, in particolare quello pesante, e il rischio di un progressivo abbandono delle attività produttive. Sembra che vada bene, perché smaltisce un po' il traffico, in quanto Tai di Cadore è un po' più libero adesso. Non teme che togliendo il traffico dal centro del paese il paese possa morire, le attività che qui lavorano? Ma ho sentito tante varianti dove i paesini insomma sono un po' morti, e invece ho visto anzi dei paesi dove il paese ha vissuto bene lo stesso, insomma, anzi ha amplificato anche un po' di movimento. Non credo, perché poi i posti, i locali dove la gente che di solito è abituata a frequentare, della gente più o meno del posto, non è tanto il movimento che gira attorno che può portare, per cui lavorano lo stesso. Non farà Tai di Cadore, non farà la fine del Fadalto? No, non credo. No, perché chi viene a Tai viene lo stesso. Comunque i lavori sono stati fatti eccellentemente bene. Mi sono ripromessa di non farmi un'idea fino al 30 settembre. Poi vedremo, insomma, in caso investiamo da qualche altra parte. Perché... C'è timore in paese? Sì, le attività erano tutte spaventate. Io vivo meglio adesso, provi a pensare cosa vuol dire 150-120 tiri al giorno in un paese di 1200 abitanti. So, ci sono alcune attività che sicuramente ne risentiranno. Però la gente vivrà meglio adesso. Voi avete timore per la vostra attività? Assolutamente no, al momento vuoi anche il periodo olimpionico, tutto il movimento di persone che c'è stato, il calo di lavoro non si è per niente notato in questo periodo. Quando un paese viene tagliato fuori dall'asse muore, non è un timore, è una realtà, perché si vede tutta la strada che hanno fatto. Non ci sono altre soluzioni, perché loro hanno sempre quello di correre dove? Siamo in montagna, eh? Dove devo correre? Andare a sbattere. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata.